Allora, alberi adesso saranno 7.000, 7.500, non è che diciamo li conosco uno per uno e li sto osservando tutti i giorni che vengo in campagna e se hanno bisogno di qualcosa io sono pronto a servirli. Ci troviamo a sud della Pedemontana, nel paese di Fanzolo. E la mia idea è scaturita dalla passione che avevo da piccolo e quindi ho detto qui se non facciamo qualcosa noi che abbiamo una certa età i nostri giovani non vedranno niente, vedranno solamente spettro lunare e non costruire sulle macerie una volta distrutto non è che sia una bella cosa, anzi non si potrà. E quindi ho detto finché ho forza, finché ho tempo, finché mi chiedono di comprare, di acquistare delle cose, dei terreni, io lo faccio e dopo avrò l'eredità che continuerà mio figlio e i miei nipoti che più o meno hanno la stessa idea, la stessa passione che io mi sono portato fin da piccolo, insomma. Le principali difficoltà sono tenere sempre i fossi puliti, perché grazie al Consorzio Piave mi ha dato la possibilità di far scorrere un po' di acqua, che sarebbe l'acqua di scolo si può dire, che dopo va a ributtarsi nei loro canali. Però l'acqua porta sporco, non è che oltre a portare i benefici porta anche sporco e quindi bisogna pulire le foglie, bisogna pulire l'erba che cresce, bisogna pulirli insomma e questo lo devi fare solo a mano. Mi rendo conto passeggiando con voi altri, osservando da vicino le mie piante, perché diciamo sono tutti i miei figli, si può dire, che crescono a dismisura, basta dargli un po' di acqua, insomma, perché quello è il problema. Difatti non è che ce ne siano di morti, anzi ce ne sarà uno o due o tre su 7.000. Sono tutti alberi autoctoni, gelsi, faggi, frassini, aceri campestri, carpini. Gelsi noi li chiamiamo gli stroppari che una volta ligavano le viti e quindi sono tutti alberi nostri che sanno resistere anche a periodi di siccità. È il mio sogno, diciamo che il mio sogno ormai è stato esaurito e quindi esaudito si può dire. E io continuerò di nuovo, se qualcuno mi offre i terreni, se posso, acquistarli. E io ho due persone che mi danno una mano a tempo indeterminato, quindi per fortuna ho loro che riusciamo a tenere un po', si può dire, vivo tutto questo progetto e se mi danno una mano ancora continuiamo finché abbiamo forza. Beh, come l'ambiente, allora noi abbiamo fatto con un'azienda autorevole, l'Ettifor, abbiamo speso anche una cifra, sono stati qua quasi 6 mesi per i sistemi sostenibili dell'ambiente. Tutto il mio foraggio e tutti i miei alberi abbiamo voluto vedere quanta CO2 assorbono e quanta acqua va in filtrazione nelle falde acquifere. Siamo rimasti sbalorditi. Noi incameriamo con 100 campi di terra quasi 7.000 tonnellate di CO2. Non so se mi spiego, 7.000 tonnellate di CO2 e buttiamo con i prati va a caricare le falde per 31.000 ettolitri di acqua. Quindi è una cosa, e sono 100 campi, non è che siano chissà che è.